la prima comunque di questo nuovo corso che abbiamo inaugurato proprio con gli iscritti di questo corso, di cui Justin adesso è, no, uno degli esponenti. Avevamo già fatto un paio di mesi fa, no, avevamo già avuto la discussione con Vivian, che era stata la prima ma online. Siamo felici di tornare qui in questa sala che ha ospitato tante lezioni, tanti corsi, insomma, no? Quindi è la conclusione di un percorso. Il primo diplomando è Justin Damok, che vediamo tutti il titolo della tesi, no? La discalculia evolutiva nella musicoterapia. La relatrice è Eleonora Donà, il correlatore Umberto Colbacchini, il controrelatore è Riccardo Tronca. Mario, se... Sì, allora bene, tanto è con piacere che abbiamo Justin come primo rappresentante di questa sezione fisica nel nostro triennio, che è stato anche uno tra gli allievi più presenti e che più si è lasciato coinvolgere in questo percorso, quindi ci fa piacere che sia Justin a cominciare questa nostra prima sessione. Come sapete, la nostra scuola ha cercato di coniugare il più possibile quella che è la musica e la terapia, e credo che anche questa commissione di oggi un po' lo possa rappresentare, visto che alla mia sinistra abbiamo il maestro Riccardo Brazzale, che è il presidente dell'Istituto Musicale e oltre che direttore del Festival Jazz, ma potrei dirne tante altre, ma sicuramente credo che rappresenti la dimensione musicale, la componente musicale del nostro corso. E alla mia destra abbiamo il dottor Tito, che è stato direttore qui del servizio di psichiatria, del Dipartimento di Psichiatria di Thiene. Io ho fatto il mio primo concorso con lui ad Asiago, quindi si parla di un paio d'anni fa, e lui era già direttore loro erano servizi, poi sono diventati dipartimenti. Ecco, credo che questo stia un po' a simbolizzare quello che abbiamo cercato di coniugare in questi anni, dove appunto c'è una disciplina, la musica, che ha a che fare con l'ascolto, con il sentire, e da cui anche noi clinici abbiamo molto da imparare, perché sicuramente è una modalità in cui si entra in contatto con l'altro tramite le emozioni, e dall'altra parte abbiamo quello che è l'incontro con la malattia, perché musicoterapia ha una parola che appunto è terapia, e che sta a significare che ci occupiamo di qualcuno che sta male. Ieri nella conferenza della Società Veneto di Psichiatria, una pedagoga diceva che la terapia ha a che fare con l'istinto umano di volgersi verso il bene. Ecco, tutti noi abbiamo un istinto nostro che ci porta al bene, che quindi è verso la salute, però la terapia ha un po' il compito di rincanalare quando c'è qualcosa che blocca questa dimensione. E questo è un po' quello che con la musica ci sembra possa venire bene, ed è quello che abbiamo cercato di dare come indirizzo, e oggi vedremo se siamo riusciti in questo intento, e quindi apriamo questa prima seduta ufficiale di tesi del corso di musicoterapia. Abbiamo già avuto un inizio con la Vivian Grillo, che però è stato appunto online e non qui in presenza. Poi abbiamo qui con noi oggi la Eleonora Donà, che avete conosciuto come docente, Riccardo Tronca, anche lui un docente, la Renata Zaramella, che ci ha portato il sapore della musica popolare, e il maestro Grotto, che credo non abbia bisogno di presentazioni, perché è stato qui con noi in questi anni, sempre praticamente. Dico una cosa più male. Certo. Quindi prima di passare appunto ai conti, lascio la parola al dottor Tito, Sì, che è il presidente di commissione. Certo. Grazie. Sono onorato di questo invito che mi ha fatto Mario, e devo dirvi che ho molto piacere di essere qui oggi. Mario accennava alla coniugazione che è stata fatta tra musica e
terapie di tipo psichiatrico, soprattutto all'interno dell'istituzione. Quali sono i punti di contatto fra musica e lavoro di tipo psichiatrico? È che in tutti e due gli ambiti si affronta il non conosciuto, chiamiamolo inconscio, diciamo, no? A me piacerebbe di più definirlo come il nostro giardino segreto, no? Nel senso che tutti abbiamo un giardino segreto, intimo, no? Che delle volte conosciamo in parte e che la musica ci aiuta a conoscere meglio, non a conoscere in una maniera completa, perché la perfezione, come diceva Salvatore Dalì, non preoccupatevi perché tanto non la raggiungerete mai. Abbiamo parlato più volte del significato della perfezione in musica, no? E delle volte bisogna essere capaci di accettare anche gli aspetti imperfetti nel lavoro di tipo musicale come nel lavoro con le persone che hanno una situazione di disagio psichico. L'augurio che vi faccio è di riuscire ad addomesticare quello che una persona che io seguivo chiama le parti barbare della personalità, che sono venute fuori, no? In questo periodo che ci ha messo tutti in una grande difficoltà, e che la musica mi sembra che possa addomesticare un po' alla volta. Poi lo vedremo nelle tesi, no? Mi sembra partiamo col lavoro sulla discalculia, no? Non so se la discalculia sia una parte barbara della personalità, è sicuramente qualche cosa che esce, no? Da quella che è il controllo normativo di quello che noi vorremmo fare, per cui la speranza che io cerco di proporvi oggi è quella che si possa arrivare ad una primavera come quella che sta arrivando, no? Che ormai è quasi estate, ma dove si comincia a vedere un pochino di luce, no? E quindi anche per voi ci possa essere un augurio di un percorso nuovo e diverso per il vostro futuro. Grazie, dottor Tito. E credo che con questo augurio iniziale, prima che abbiamo Justin che cominci un po' a friggere troppo, direi che possiamo partire. Allora, la discalculia evolutiva nella musicoterapia. La scelta dell'argomento è stata, diciamo, un insieme di fattori personali e non che mi hanno posto nella condizione di interrogarmi come è possibile intervenire con la musicoterapia in ambiti che sono magari un po' diversi da quelli a cui siamo più abituati a sentire, che sia quello prettamente più psichiatrico, più di gruppo, piuttosto che gli anziani, piuttosto che la relazione con la depressione o con l'ansia. E quindi questo elaborato si è posto come un'ipotesi, perché alla fin fine purtroppo per le condizioni che ci sono state nell'ultimo anno abbondante è rimasto ipotetico e non ha potuto avere un ambito di ricerca e di sperimentazione sul campo, di come si può intervenire con la musicoterapia nella discalculia evolutiva. La discalculia evolutiva nel DSM-5 sottolinea 4 aree che vengono principalmente compromesse: il senso numerico, la memorizzazione di fattori aritmetici, il calcolo accurato, fluente e il ragionamento matematico corretto. Questo ci indica già i fattori in cui ci sono le compromissioni. Abbiamo problemi per quel che riguarda la comprensione del numero, la lettura del numero, la astrazione della linea dei numeri, quindi riuscire a mantenere una continuità dell'ordine numerico. Abbiamo anche problemi di memorizzazione, quindi riuscire a memorizzare le tabelline, che per molti magari possono sembrare un esercizio inutile perché tanto abbiamo la calcolatrice e abbiamo risolto. Però questo può essere comunque un deficit gravoso per un bambino, soprattutto in ambito scolare. Il calcolo accurato fluente, problemi sulla lettura della simbologia, quindi i simboli di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. E il ragionamento matematico corretto, quindi l'abilità di calcolo. Ovviamente con la musicoterapia non tutti questi ambiti si possono trattare perché alcuni sono più di carattere grafico e di lettura, quindi con la parte sonora magari vengono un po' meno, ma questo lo vedremo dopo. Partiamo da un modello evolutivo a 4 fasi
che è quello di Von Aster e Shalev. Nel modello a 4 fasi abbiamo 4 componenti che vengono identificate come problematiche. Una componente innata, e che quindi è insita in realtà nel bambino da molto prima della possibilità di fare una diagnosi di discalculia, una diagnosi che avviene solo dopo il 3° anno di scolarizzazione, quindi intorno ai 9 anni. Quindi noi, avendo il problema già da prima, non possiamo intervenire senza una diagnosi, almeno che non ci poniamo nell'ipotesi di tentare un potenziamento cognitivo, ma quello è un altro discorso. Sulla componente innata abbiamo il subitizing, che è la capacità di identificare quantità numeriche minime, quindi intorno a un massimo di 3 o 4 oggetti, senza bisogno di stare a contarle. Quindi se io ho 4 bottigliette, io non sono lì che conto 1, 2, 3, 4, le vedo e so che sono 4 bottigliette. Se iniziano a essere già di più, subentra un altro meccanismo, che è quello dell'acuità numerica. Tornando un attimino al subitizing, questo è aiutato da un meccanismo, un sistema, che è l'Object Tracking System. L'Object Tracking System serve per mantenere la costanza dell'oggetto nel momento in cui questo si sposta e questo viene raggruppato. Quindi noi, i bambini piccoli soprattutto, lo possiamo notare, che a una certa età riescono a mantenere lo sguardo fisso su un oggetto quando questo viene spostato e sviluppano anche la capacità di astrarre l'oggetto e mantenere la continuità di esso anche a posteriori quando questo non è più visibile. Passando all'acuità numerica, entra in gioco l'Approximate Number System, ovvero un sistema per il quale io posso stimare che se ho 2 gruppi di oggetti e io li vedo, posso stimare qual è più numeroso dell'altro, posso stimare delle numerosità, potrebbero essere intorno ai 20-30, piuttosto che questo sono all'incirca 5, questi sono 10, o di sicuro questo gruppo è maggiore in confronto a quest'altro. Questi sono dei meccanismi che per noi sono molto naturali e li diamo quasi per scontati, ma in un paziente con discalculia possono essere completamente compromessi e possono portare a delle compromissioni molto gravi che portano proprio alla concezione del numero, e non è solo una concezione dovuta a una scolarizzazione, un insegnamento venuto male, un problema nella lettura del numero, nella scrittura, è proprio insito nella numerosità che noi abbiamo, numerosità che non abbiamo solo noi, ma che c'è anche nel regno animale. Per esempio ho visto in vari corsi che ho affrontato all'università, ho visto esperimenti con delfini che erano capaci di memorizzare quantità numeriche e riconoscere la quantità numerica, ovviamente con rinforzi e meccanismi ben diversi, e imparare a memoria e riconoscerli. Oppure primati, come i scimpanzé, che riescono a eseguire il test di corsi con una velocità molto più alta di noi umani. Il test di corsi, per chi non sapesse, è un test in cui vengono mostrati delle caselle con dei numeri, dopodiché le caselle scompaiono e bisogna richiamarle con con l'ordine numerico. Per gli uomini è leggermente diverso perché non abbiamo bisogno dello schermo e della copertura del numero, abbiamo un sistema con i cubi, invece di solito. E appunto gli scimpanzé hanno dei tempi di reazione molto più veloci e soprattutto memorizzano molti più numeri di noi. Quindi non è una cosa insita a noi uomini, è insita nei regni animali in generale. Poi passiamo all'altra componente, la rappresentazione linguistica. Quindi i numeri sono delle parole e quindi come tali sono parte della nostra lingua, quindi noi li concepiamo sia a livello scritto sia a livello lessicale, quindi hanno un suono e hanno un carattere grafico e hanno una concezione nella nostra mente. Abbiamo appunto la rappresentazione arabica, la parte scritta, riferita ai numeri arabi. Infatti alcuni problemi di discalculia, questo metto tra parentesi molte virgolette e metto un po' le mani avanti, perché è uno studio che stavo osservando nei giorni scorsi, guardando nuove ricerche che stanno facendo. Una nuova ricerca sta proponendo il fatto che i numeri arabici
ci portino, in base alle nostre abilità linguistiche e alle differenze linguistiche, ad avere più o meno problemi di discalculia. Per esempio, le lingue asiatiche hanno un conteggio diverso da noi e questo gli facilita molto l'abilità linguistica e la rappresentazione, in quel caso penso sia asiatica, non più arabica. Mentre da noi anche il fatto di avere numeri, per esempio in inglese, dall'11 fino al 11 e 12 sono molto diversi da 13, 14, 15 e 16. Infatti molti problemi i bambini madrelingua inglese hanno problemi con i numeri intorno alla decina e poi si semplifica. I francesi peggio che peggio, perché per dire 90 loro dicono 2 volte 40 più 10, quindi figuriamoci. Poi c'è la rappresentazione semantica e quindi su tutta la nostra, in realtà l'avevo già spiegato, la rappresentazione che noi abbiamo del numero in sé. Ok, quindi da qui mi sono posto il dubbio. E la musicoterapia con tutto questo cosa c'entra? Ho preso intanto una definizione di musicoterapia di Bruscia. La musicoterapia è un processo indirizzato a uno scopo in cui il terapista aiuta il paziente a migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere, utilizzando delle esperienze musicali e le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come forze dinamiche di cambiamento. Guardando questa definizione mi sono interrogato molto appunto su come è possibile migliorare, mantenere il benessere di un bambino che vive la difficoltà della scolarizzazione dovuta alla discalculia. E la risposta è stata difficile, è stata di ricerca per capire quali sono le tecniche che potrebbero in qualche modo portare un cambiamento e migliorare magari certi fattori. Al che ho trovato un'altra definizione di Carter: la musicoterapia è l'applicazione scientifica della musica o delle attività musicali per raggiungere obiettivi terapeutici. La musicoterapia si può anche definire come l'uso strutturato della musica per apportare nel comportamento i cambiamenti desiderati. Questa definizione è un po' diversa da quella precedente, anche se non sembrerebbe più di tanto. Toglie un po' forse l'aspetto relazionale, toglie un po' quell'aspetto musicoterapico che noi concepiamo normalmente come relazione tra terapeuta e paziente, terapeuta e gruppo, come gruppo al suo interno. La pone quasi come uno strumento comunque non apersonale, non con una mancanza di relazione, perché comunque in ogni caso tra un terapeuta e un paziente si stabilisce una relazione, quindi ci sono dei fattori che vanno a coinvolgere e a modificare l'efficacia della terapia in base anche alla disponibilità personale, emotiva del terapeuta e del paziente. Però ci pone diciamo, in un'ottica di cercare più come un'attività musicale può essere mirata per uno scopo specifico, per un aspetto specifico, per lavorare esattamente su quella microzona della discalculia, in questo caso, per ottenere un miglioramento in quell'aspetto. Il benessere viene poi, ma non perché non è importante, ma perché viene dal momento in cui c'è un miglioramento di quell'aspetto che è stato danneggiato. Allora, per poter parlare di ipotesi di intervento dobbiamo però rifarci a un modello, ed è il modello del triplo codice di Diane e Cohen. Diane e Cohen riprendono molto la definizione, diciamo, delle 4 aree degli DSM, la definizione anche precedente, semplicemente la parte semantica la lasciano leggermente da parte. Loro mettono il codice analogico di quantità, il codice verbale, il codice visivo arabico. Noi tratteremo il codice analogico di quantità e quello verbale, in quanto quello visivo arabico è prettamente di scrittura e lettura, quindi non ci compete così tanto. Passando al codice analogico di quantità, abbiamo il meccanismo che abbiamo visto prima del subitizing e dell'object tracking system, e quella che viene proposta come tecnica
è la Musical Sensory Orientation Training, ovvero una pratica il cui scopo è orientare a livello spaziale, attraverso suoni, quindi la parte musicale, l'attenzione della persona. Questo serve come stimolazione sensoriale, aumentare l'orientamento, la vigilanza e il mantenimento dell'attenzione. Per fare un esempio, potremmo lavorare sulle quantità numeriche, su per esempio differenze tra gruppi numerici, come questo è un gruppo più piccolo, questo è un gruppo più grosso, utilizzando due zone della stessa stanza, quindi immaginando che abbiamo il bambino in un setting, facciamo finta che questa sia la stanza, abbiamo due zone con due suoni diversi, uno più potente, uno meno potente, e lo associamo a dei numeri. Quindi verrà utilizzata la parte verbale? Assolutamente sì, e si tenta di creare una attribuzione. Poi da qui ovviamente si possono fare attribuzioni ben diverse, per esempio si possono fare attribuzioni sulla concezione dello zero. Lo zero è un numero molto difficoltoso per i bambini per il semplice fatto che non è rappresentabile. Se noi iniziamo a contare abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lo zero? Lo zero è nulla. E la concezione di nulla è difficile da astrarre, soprattutto se non viene insegnata sin da piccoli. Per esempio, altra piccola parentesi, sto facendo delle lezioni di propedeutica in un asilo nido e in una scuola materna e ho visto la loro tabella dei numeri e insegnano lo zero da quando hanno 2 anni. Quindi questa è una cosa molto importante. Ecco, passiamo invece poi al codice verbale. Il codice verbale è già, diciamo, tra virgolette più facile da concepire per noi musicoterapisti che siamo comunque abituati a un linguaggio, quindi a lavorare con il linguaggio che è quello musicale e anche quello verbale. Abbiamo come concentrazione di lavoro, su cosa concentrarsi, abbiamo il conteggio dei numeri, ovvero riuscire a mantenere l'ordinarietà dei numeri, la cardinalità, quale è maggiore, quale è minore, e quindi le attività proposte possono essere la sequenza sonora rappresentativa del numero, ovvero potremmo lavorare su, per esempio, ho sentito 2 note, quante note sono? 2, quindi iniziare ad associare il numero a un oggetto che è il suono. Perché è importante? Perché è importante riuscire a stimolare sensorialmente il più possibile. Questo coinvolge più aree del cervello contemporaneamente e quindi può sopperire le aree che non vengono coinvolte. Per esempio, posso avere difficoltà a mantenere l'ordine dei numeri, posso instaurare una scala, la scala è più facile da ricordare, quindi può venire più semplice. Ovviamente bisogna valutare in base anche alla propensione del paziente, relativo anche all'abilità sonora e musicale, e vedere che non ci siano compromissioni. Questo è abbastanza ovvio. L'altro lavoro che si può fare è una cadenza ritmica. La cadenza ritmica è importante perché dobbiamo ricordarci appunto che i numeri sono anche parole. 124 ha una cadenza ben precisa, ha degli accenti, quindi noi possiamo lavorare anche sulla concezione di numeri grandi. E per numeri grandi non si intendono milioni, miliardi e quant'altro. I bambini hanno problemi a concepire sopra le decine. Già se arrivano a concepire sopra le centinaia siamo avanti anni luce, ma a volte già le decine sono compromesse, le centinaia non ne parliamo. Riuscire a capire i numeri, a leggerli con una cadenza ritmica può facilitare molto questo lavoro, perché non sto più pensando a il grafema che vedo, devo tradurlo in concetto semantico e da lì elaborarlo. Lo posso attribuire a un suono e quel suono può facilitarmi questo lavoro. Infatti da qui abbiamo 2 tecniche, la Recall of Lyric Information Technique e la Recall of Rhythm Technique. La prima è semplicemente una tecnica basata sul costruire
canzoni, filastrocche, elaborati comunque sintetici, che sono mirati sulla cosa da imparare. Questa tecnica in realtà viene utilizzata in vari ambiti, che può essere nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento alle demenze, quindi utilizzare canzoni per rievocare ricordi, si possono fare moltissime cose. Queste sono tecniche molto più generiche che sono state cercate per vedere se hanno delle affinità con la materia a riguardo. La Recolor Rhythm Technique invece è più basata su una questione ritmica, quindi vedere se si è capaci di ricordare una sequenza ritmica, di riprodurla e quindi da lì riassociarla magari a dei numeri oppure a delle operazioni, perché noi comunque possiamo lavorare soprattutto con la prima sulle tabelline. 2 per 2 fa 4, piccolo esempio proprio buttato qua sul momento. Quindi noi possiamo concepire diverse possibilità per aggiustare le varie mancanze che ci sono. Il problema adesso è che, affrontando questo tema, abbiamo notato che non c'è una bibliografia a riguardo. Bibliografia sulla discalculia c'è, bibliografia sulla musicoterapia c'è, ma tutte e due insieme quasi nulla. E quel poco che c'è molto scarno, molto ipotetico, quindi quello che probabilmente avremo bisogno per approfondire la materia sono ovviamente gli studi più specifici, quindi trovare dei casi e provare a applicare dei progetti e soprattutto tanta ricerca scientifica a riguardo. E non sto parlando solo di ricerca italiana ma anche internazionale, perché pure quella è pressoché assente. Grazie per l'ascolto. Io avrei una domanda da porti, no? Qui abbiamo posto molto l'attenzione su aspetti molto cognitivo-comportamentali, se vuoi, no? Proprio sull'aspetto cognitivo e sulla parte di apprendimento, diciamo, più tecnico, no? Attraverso dei compiti più tecnici. Sì. Da un punto di vista emotivo, hai trovato qualcosa nelle ricerche in letteratura che riguardi, cioè che ci aiuti a comprendere, io non sono esperto di discalculia, se ci sono degli aspetti invece nei bambini di tipo emotivo che bloccano la performance più che, sai, spesso un problema si può creare e mantenere perché poi se non riesco la prima volta, non riesco la seconda perché mi blocco emotivamente, perdo delle competenze nel corso degli anni, Sì. mi percepisco poco adeguato e... Allora, avevo trovato un solo articolo che parlava dei disturbi specifici dell'apprendimento negli adulti e con la musicoterapia. Però era molto confuso perché 3/4 dei pazienti avevano altri disturbi psichiatrici, molti avevano disturbi del linguaggio. Infatti uno dei problemi della discalculia è che il discalculico puro è molto raro. Hai sempre una comorbilità con la dislessia o con gli altri disturbi specifici dell'apprendimento e bisogna sempre valutare che non ci sia invece un altro tipo di deficit che possa essere un disturbo intellettivo piuttosto che un deficit proprio a livello di quoziente intellettivo e quant'altro. Quindi per quel che riguarda rinforzo, può essere che ci sia soprattutto secondo me nell'ambito scolastico, nel senso il fatto che un bambino abbia queste difficoltà è spesso visto come, o meglio, al giorno d'oggi si spera che ci sia stato un miglioramento sull'area scolastica, però ecco, ci asteniamo. Diciamo, c'è qualche nuovo professore illuminato sulla materia, quindi magari si è aggiornato, però la maggior parte sono ancora dell'idea ma le tabelline devi imparare a memoria, quindi devi continuare a mandare a memoria una cosa che magari è bloccata da un processo dovuto alla discalculia e il bambino vive quella cosa sempre peggio, quindi sì, è molto probabile che ci sia anche un discorso emotivo su cui lavorare in parallelo con la parte tecnica. Il mio discorso di prima sul fatto di mantenere la musicoterapia più tecnica e magari emotiva non era per staccare la cosa, ma era più per concentrarsi sull'obiettivo chiaro per riuscire a uscire da quei meccanismi che possono essere di rinforzo negativo piuttosto che di continuità del disturbo, per aumentare il benessere indirettamente, ma ovviamente se
cioè ci possono essere stati depressivi, stati ansiogeni, soprattutto in caso di prestazioni, per esempio le verifiche di matematica, quelle sono altamente disastrose, quindi ovviamente si va a fare un lavoro in parallelo e di sicuro si andrà a fare un lavoro in parallelo anche con altri professionisti come psicologi e logopedisti, assolutamente. Grazie. Beh, ma proprio in relazione a questo, no? Per evitare che poi si arrivi a questo tipo, e molto praticamente, da che età partiresti? Lasciando stare l'aspetto della diagnosi. L'aspetto della diagnosi, io partirei, allora, personalmente io partirei dai 5 anni almeno, cioè eviterei l'entrata nella scolarizzazione in maniera già traumatica, perché l'apprendimento, io purtroppo, in matematica sono sempre stato particolarmente portato, molto veloce, quindi non mi sono mai posto questo problema. Infatti la prima volta che ho affrontato questo argomento, e ho avuto la fortuna di avere la Lucangeli come docente, e per me è stato illuminante, perché mi sono chiesto, aspetta, ma ovviamente noi ragioniamo i numeri in maniera molto diversa uno dall'altro, abbiamo delle abilità di calcoli mentali diverse, e per me è stato quasi come un gioco matematico, un enigma da risolvere per capire come loro ragionano la matematica e come fare per creargli uno schema che sia più facilitante. E lì mi sono posto, ok, quanto indietro posso andare? 2 anni sono troppo piccoli, anche 3, 4, qualcuno sì ma qualcuno no. 5 è esattamente l'anno prima della scolarizzazione in cui iniziano ad avere già il lessico abbastanza sviluppato da poterne parlare, iniziano già a capire come leggere e scrivere, quindi secondo me quella sarebbe l'ideale per partire e prevenire in certi casi, quindi tornare al discorso del potenziamento cognitivo. Grazie. Presidente Tito cosa dice? Ma io al contrario di Justin in matematica ero assolutamente disastroso, e per cui Quello ti sei occupato di chi dà i numeri. per cui mi sento molto vicino a quello che diceva il collega rispetto all'area di tipo emotivo, perché è come un rincorrersi in matematica, no? Sì. Dove tu perdi una tappa e come nel Giro d'Italia accumuli come il povero Nibali, no? Per il quale non so se seguite il ciclismo, che ogni tappa ha una energia emotiva grandiosa, però perde 10-15 minuti, per cui il ritardo dopo diventa un'ora e diventa a un certo punto irrecuperabile, per cui mi sembrava molto importante sottolineare la necessità di tenere assieme sia l'area emotiva sia l'area dell'aspetto riabilitativo specifico. E poi volevo domandarti se ci sono delle evidenze scientifiche, adesso avrete capito tutti che cosa vuol dire evidenza scientifica in questo periodo dove ci sono delle contraddizioni, no? Incredibili fra esperti, no? Quindi dove la medicina mostra tutte, a proposito di perfezione, no? Mostra tutte le sue imperfezioni, e siamo arrivati al criterio di un utilizzo scientifico del 1900, che era quello dell'ax adjuvantibus, cioè delle prove degli errori, perché è così che siamo andati avanti nell'ambito, no? Volevo domandarti quindi se c'era qualche cosa di specifico fatto con diciamo che criteri scientifici ufficiali. La maggior parte della documentazione che ho cercato erano principalmente articoli scientifici o manuali che comunque avessero dei riferimenti scientifici. Precisamente sulla discalculia, appunto, la letteratura scientifica è assente. C'è qualcosa sui disturbi specifici di apprendimento più orientata alla dislessia, però alcune tecniche, tipo queste due, hanno comunque sono prese da un manuale di Neurologic Music Therapy,
e hanno fatto comunque delle ricerche sulle varie tecniche per vedere appunto se scientificamente sono applicabili, e hanno tirato fuori solo quelle necessarie. Quindi alcune tecniche ci sono un po' più generiche, applicabili a più aree, però hanno comunque una certa validità scientifica come ricerca, quindi ci sono dei dati a riguardo. Grazie. A me viene in mente che sono cresciuto con i 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2, e credo che l'intuizione tra musica e tabelline sia stata assolutamente fantastica. Ci ha aiutato. E ci ha aiutato non poco, e quindi mi pare che la connessione sia con una radice anche profonda. Poi così, un paio di suggestioni mentre ti ascoltavo. Sullo zero mi veniva in mente la poesia di Trilussa, il dialogo tra uno e lo zero, quando l'uno dice appunto allo zero: ma tu cosa vali? E lo zero risponde: ma se noi ci mettiamo dietro di te in fila in tanti, la cosa forse può avere un significato diverso. E poi mi chiedevo come contiamo in musica quando suoniamo, perché credo che sia un processo un po' che riguarda tutti, che all'inizio siamo molto numerici e poi via via invece abbiamo una modalità di sentire il tempo e i numeri che cambia. E soprattutto cosa succede in musica quando i conti non tornano. Forse la musica può dare anche una possibilità su questo, di avvicinarsi a questa dimensione. Così hanno delle riflessioni che non so se fanno dire qualcosa su questo, ma potrebbe essere un punto di partenza per per prossimo Sì, no, esatto, lavoro. diventa per discutere. tutto un altro argomento interessante. Comunque, di solito quando le relazioni stimolano delle riflessioni vuol dire che hanno mosso qualcosa. Esatto. Va bene. Quindi, Possiamo possiamo Sì. fare anche Un applauso. sì,